Cari amici, ben ritrovati per una nuova puntata di Biazantes. Abbiamo aperto questa puntata odierna perché? Perché dobbiamo parlare di musica. Abbiamo ascoltato le Launeddas del maestro Luigi Lai, perché proprio oggi parliamo di musica nuragica addirittura, e naturalmente lo facciamo in compagnia di Bruno Lombardi. Buongiorno Bruno, Buongiorno bentornato. Grazie, è Ti vedo un bello piacere. Rilassato, hai goduto di ottime ferie. Assolutamente, presumo, quindi mandiamo anche un saluto all'editore, siamo rientrati, no? E quindi ci fa piacere, ai nostri amici a casa ovviamente. Allora Bruno, ho premesso musica nuragica, Sì. Raccontaci. Hai detto benissimo, infatti oggi faremo un salto nel tempo che ci porterà e ci condurrà alla fine della civiltà nuragica ormai, insomma i nuraghi non vengono più costruiti, siamo intorno all'VIII secolo a.C., diamo così un'indicazione per non entrare troppo all'interno di un tema completamente vasto e non è quello che dobbiamo fare oggi. Venivano fabbricati i bronzetti nuragici, bronzetti votivi che raffigurano una vastissima condizione sociale del tempo, e tra queste appunto anche la musica, perché ci sono alcuni bronzetti che appunto raffigurano degli strumenti musicali con dei suonatori. Ecco che quindi ne vediamo il primo, che è quello del suonatore di Launeddas, così conosciuto, appunto ritrovato ad Ittiri, forse quello più conosciuto, che presenta anche degli elementi sessuali, no? Maschile e probabilmente anche femminile sembrerebbe, e quindi è possibile che al tempo questo strumento fosse utilizzato anche per riti, non so, che riguardassero anche il matrimonio o riti di fertilità. Oggi noi appunto sappiamo che la Launeddas fa parte anche di un pubblico femminile di suonatrici, quindi è interessante anche dire questo agli amici a casa, che non è espressamente uno strumento musicale maschile. Ricordiamo anche uno strumento musicale polifonico che utilizza la respirazione circolare, che è una tecnica molto particolare, quindi rispetto per esempio alla cornamusa non utilizza una sacca esterna, no? Quindi è il corpo stesso che interagisce con questo meraviglioso strumento. Un altro strumento musicale di questi bronzetti nuragici appunto rappresentato è il suonatore di corno. Quindi vediamo che anche il corno ancora oggi è presente in una schiera di strumenti a fiato sempre, e che hanno anche dei supporti di canna, quindi non viene solo utilizzato e suonato, anzi oggi quasi mai suonato solo il corno, ma al tempo il corno era anche uno strumento di caccia. Sì. Facciamo anche come dire, i nostri amici a casa che avranno sicuramente a scuola saputo delle gesta di Roland, no? Quindi delle famose chanson des gestes, dove suonava l'olifante per chiamare Carlo Magno, no? Nella disfatta di Roncisvalle. Quindi l'olifante era ovviamente di avorio, una zanna di elefante, però era intagliato a forma di corno, quindi poteva sembrare un corno. Il corno lo vediamo anche nelle culture vichinghe, ma anche per uno strumento da guerra, per chiamare la guerra. Quindi non dimentichiamo anche però l'aspetto religioso. Per esempio nel mondo semitico, nel mondo israeliano, ancora oggi lo shofar è un corno prevalentemente di ariete, può essere anche di antilope, è utilizzato per fini religiosi. Andiamo avanti e vediamo un altro strumento importantissimo e bellissimo in un bronzetto nuragico, il suonatore di siringa o flauto di pan. Molti penseranno a questo strumento, no? Come uno strumento andino, la zampogna andina. Quindi è uno strumento che si suona sì sulle canne, ma è, diciamo, la tecnica è simile a quella dell'armonica a bocca, dove lo strumento scorre, quindi non è uno strumento che deve essere praticamente ingolato. Cioè, Questo nome siringa da dove nasce? per evidentemente distinguerlo forse dalla zampogna e da altri, in realtà è conosciuto più come flauto di Pan, quindi relativo a quell'aspetto del mito appunto del satiro Pan. E questo strumento determina quindi anche una conoscenza eventualmente qui in Sardegna in quell'ambito, chiamiamolo così, nuragico, noi lo diciamo per convenzione. Che cosa appunto vogliamo dire oggi con questo? Avremmo anche da poter spendere due parole su un suonatore o sacerdote ancora non esattamente identificato, che sembrerebbe un suonatore di tamburo, diciamo così, di un tamburo, ha così sulla testa questo che sembrerebbe appunto un tamburo, e poi tra le mani ha forse il battente su questo, no? su appunto del tamburo. Ma segno evidente che quella cultura era ricca di nozioni musicali.
di soluzioni musicali. Ricordiamoci soprattutto che la Launeddas ancora oggi ci apre un mondo straordinario in quello che è l'ambito musicale, oltre che ovviamente nell'ambito etnico. Quindi è interessante che i nostri amici a casa sappiano che si può veramente capire tanto ancora da questa nostra antica civiltà, perché la cultura materiale ha lasciato delle tracce indelebili. Bene Bruno, anche oggi ci hai dato saggio della tua preparazione in materia. Grazie. Niente, so che per la prossima settimana hai preparato una puntata per parlare di donne in ambito di violenza femminile. Sì. Purtroppo un argomento di strettissima attualità che sta creando grandi problemi, è diventato proprio un vero e proprio problema. Di cosa parleremo proprio esattamente? Il punto, ti ringrazio, è molto interessante perché così i nostri amici a casa capiscono ancora di più che Biazantes non è solo un veicolo per riportarci nella storia, ma proprio per parlare dei temi e conoscere meglio i temi attuali e insomma come si affrontavano. E parleremo della violenza delle donne negli statuti sassaresi, di come veniva appunto trattata e come veniva combattuta soprattutto, e quindi parleremo di questo. E allora non mi resta altro che averti qua la prossima settimana nuovamente per una nuova puntata. Parleremo di donne. Grazie per essere stati con noi. Con Biazantes torneremo giovedì prossimo. Grazie.